Pasticceria e gelateria Delisi. Il gusto secondo tradizione. A Barcellona, Pozzo di Gotto, via Statale Oreto 126. Macelleria La Favorita dei fratelli Pugliafico. Dal 1997 le carni più fresche e i preparati per tutti i gusti. Macelleria La Favorita dei fratelli Pugliafico, in via Statale Oreto a Barcellona, Pozzo di Gotto. Amici di Musica e dintorni, un caro saluto a tutti da Anna Maria Lanza e Giuseppe Santamaria. Che poi oggi voglio fare i saluti per come si deve. Intanto c'è un po' di vento e fuori non guasta, quindi buongiorno per chi ci segue di mattina o in replica e buonasera per chi ci segue in prima serata, anche perché Musica e dintorni va in qualsiasi orario, ma soprattutto chi ci segue online può scegliere quando vederci naturalmente. Abbiamo visitato già tante bellezze, ne scopriremo un'altra bellissima anche oggi, vero Anna? Sì, infatti siamo già stati a Barcellona Pozzo di Gotto, Condrò e Santa Teresa di Riva. Oggi la nostra fermata è Sinagra, detta anche Perla dei Nebrodi. Chissà perché, lo scopriremo proprio oggi, giusto? Benissimo, sicuramente scopriremo tante cose oggi. Ci sarà con noi la telecamera di Fortunato, naturalmente la regia di Salvatore Siracusa, Mariangela prenderà tutti gli appunti e scrive tutti i nostri testi, insomma non manca niente. Per cui Anna, te vai in direzione municipio per andare ad incontrare il sindaco. Io vado dall'altra parte per scoprire chi sarà il nostro primo ospite, ma naturalmente prima accendiamo la radio e ci colleghiamo con Radio Italia anni 60 Messina con Santino Gugliotta. Adesso vi dovrei raccontare di alcune cose che succedono fuori dalla diretta, ma non lo posso fare. Saluto Giuseppe, saluto Anna Maria. Anche oggi, grazie della linea, siamo pronti a dare un tocco di qualità, di classe. Che bella la modestia a Musica e dintorni. A proposito di classe, oggi abbiamo il piacere di avere qui nei nostri studi chi? Buongiorno a tutti, sono Claudia Franchina. E oggi gioco in casa in quanto vengo da Capodorlando. Cioè, praticamente, ho detto tutto. Sei partita in quarta, sì. Cara Claudia. In genere cosa fai a parte cantare? Studio all'Università di Messina, farmacia. Farmacia, abbiamo bisogno di essere curati noi italiani, mi pare, che anche se è difficile trovare un farmaco idoneo. Allora, cara Claudia, da molto che tu ti diletti nel canto? Sì, sono diversi anni ormai, ho iniziato quando avevo 13 anni, ora ne ho 21, quindi insomma sono passati un po' di anni. E quindi ormai è diventata una patologia la tua? Sì, ormai sì. Nel senso buono, se ti dico musica e poi ti aggiungo dintorni, tu che cosa mi dici? Dico che è una bella realtà che permette agli artisti come me di poter far conoscere, diciamo, gli artisti emergenti. Grazie alla radio e grazie alla televisione. Comunque c'ha le idee molto chiare quando dice noi artisti, praticamente avete capito con chi avete a che fare. Avete a che fare con Claudia Franchina, che adesso si esibirà una bellissima canzone di Anastasia che si intitola Lifeline. Feel the knife in my throat, and it cuts and it burns. Have you no mercy, laugh as I twist and I turn. Crash in the air in my chest and there's no air to breathe. Pray there's a way to escape, but the joke is on me. Show me some hope, show me some light, 'cause I got nothing left in my tonight.
familiar, so why are we back here again? Tell me you know how it feels to be killing a friend. Screaming in silence, there's no way of saving myself. If there's no redemption, I see you in hell. Show me some hope, show me some light, 'cause I got nothing left in light tonight. If I don't go, if I say no, is it the end? Somebody tell me, have I just wasted a lifetime? Show me some hope, got it so cold, throw me a lifeline. It's so cold, it's so cold, throw me a lifeline. A lifeline. Now you're gone and gone. If I don't go, if I say no, is it the end? Somebody tell me, have I just wasted a lifetime? Show me some hope, got it so cold, throw me a lifeline. It's so cold, it's so cold, throw me a lifeline. A lifeline, a lifeline, a lifeline. Salve Sindaco, grazie per la sua presenza a Musica e dintorni. Abbiamo già avuto modo di conoscerci, il piacere di conoscerci durante l'estate 2015 in occasione del nostro spettacolo nella piazza principale di Sinagra. E a questo punto a lei il compito di presentarci il suo paese. Grazie a voi per essere oggi a Sinagra e per averci allietato in estate col vostro splendido spettacolo. Presentiamo Sinagra appunto ai turisti che speriamo con questo spettacolo saranno sempre più numerosi e con tanta voglia di venire a vedere le nostre bellezze. Sinagra è un piccolo paese dei Nebrodi che si trova al centro di una vallata del torrente Naso Sinagra a circa 250 metri sul livello del mare, con un clima abbastanza mite, come avete potuto constatare anche voi oggi, che si mantiene così sostanzialmente per circa tutto l'anno. Per quanto riguarda il nome degli abitanti di Sinagra, è sinagresi, è una popolazione di circa 3.000 abitanti, vivono principalmente, il 50% dei sinagresi vivono nel centro urbano, la restante parte vive nelle 20 contrade che appunto ci sono sul nostro territorio, la più popolosa è Martini. Per quanto riguarda qualche cenno storico, allora abbiamo delle notizie certe a partire dal 1082, cioè epoca medievale, quando il conte Ruggero assegnò le terre di Sinagra alla diocesi di Troina e poi successivamente furono assegnate al convento Figo di Raccuia. In epoca più recente, invece circa nel 1500, le terre di Sinagra furono dominate dalla famiglia dei Ventimiglia. Di questa epoca la costruzione insomma, proprio della residenza familiare di questa famiglia. Successivamente invece nel 1882 con lo scioglimento dei diritti feudali Sinagra diventa comune autonomo. In epoca ancora più recente, quindi successivamente al dopoguerra, i sindaci che si sono avvicendati nella gestione, nell'amministrazione di questo comune hanno sostanzialmente modificato quello che è l'assetto urbanistico
urbanistico del paese, e lo sviluppo, la parte diciamo moderna del nostro paese è ad ovest del torrente. Per quanto riguarda la parte artistica, diciamo che Sinagra è assolutamente, ha degli elementi degni di nota, dopo, indubbiamente, e quindi abbiamo la maggior parte dei nostri tesori si trovano nei luoghi di culto. Faccio solo un esempio, che è il trittico del Gaggini, che si trova nella chiesa madre e che risale al 1543. Poi fanno da cornice a quello che è il centro storico diversi palazzi nobiliari di epoca ottocentesca, che appunto si trovano nella via Roma, che divide il centro storico quasi a metà, e nella sottostante via Umberto. Sinagra sicuramente ha diverse manifestazioni importanti, quelle che attirano di più e che sono le più belle a mio avviso sono quelle che riguardano la festa del patrono, il nostro San Leone, e che si svolgono nel periodo di Pasqua, la notte di Pasqua e poi l'8 maggio. In particolar modo la notte di Pasqua la statua di San Leone viene traslata dalla chiesetta in campagna nella contrada di Santa Maria Xilona nel paese, ed è suggestivo la corsa che viene effettuata tra due fuochi, tra due fiumi di fuochi d'artificio sul ponte che appunto divide il centro storico dalla parte di espansione. Quindi sicuramente i turisti che vogliono venire a trovarci hanno cosa vedere. Quindi con il loro soggiorno, oltre che poter girare nel centro storico, nelle viuzze che partendo appunto dalla piazza San Teodoro poi arrivano fino alla parte alta del paese, possono godere di una natura incontaminata, di questo clima appunto gradevole proprio per la vicinanza del fiume, e sicuramente delle nostre ville, dei nostri spazi verdi che sono sempre ben curati e che presto andrete a vedere. Grazie Sindaco per il suo intervento, ci rivedremo dopo comunque per i saluti finali. Intanto Giuseppe è già in compagnia del primo ospite. Grazie Anna, e naturalmente grazie al Sindaco, gentile e disponibile come sempre. Tra l'altro il Sindaco durante il nostro spettacolo nella scorsa estate ha cantato con noi, con alle spalle un numerosissimo coro fatto di amici, insomma le associazioni che hanno preso parte allo spettacolo. Ma adesso parliamo di Sinagra, lo facciamo con il primo ospite di questa puntata, l'assessore, il dottor Alberto Musca. Siamo in uno dei luoghi assolutamente da visitare, la chiesa del Crocifisso. Innanzitutto grazie per la vostra presenza. Ci troviamo nella via Umberto I, che rappresenta una delle due vie più importanti del paese, insieme alla via Roma, che tagliano appunto il centro storico in due parti. Siamo di fronte alla chiesa del Crocifisso o chiesa del convento, unica nella sua specie in quanto all'interno vi sono due navate anziché le tradizionali tre o una. È stata realizzata nella fine del 1400, inizio del 1500. È stata più volte restaurata. Della parte originaria diciamo che è rimasta solo l'arcata in sesto acuto, e accanto alla chiesa del convento vi è il campanile, anch'esso realizzato verso la fine del 1400, inizio del 1500. All'interno della chiesa le due navate sono separate da tre arcate in pietra, con dei capitelli scolpiti nei quali vi sono raffigurati delle foglie di palma, e in uno di questi capitelli vi è raffigurato un volto. Si pensa che sia stato l'abate dei monaci basiliani che abbia commissionato l'opera del convento. Al centro possiamo notare un bellissimo altare in pietra sorretto da colonne scolpite, mentre all'esterno sopra questo altare vi è un trittico ligneo dove vi è un crocifisso bellissimo, la cui paternità ancora oggi è sconosciuta. Il crocifisso aveva in capo una corona d'argento che oggi risulta essere ben custodita per ovvi motivi, perché ha un grandissimo valore, una grandissima importanza. Il trittico nella parte interna è raffigurato da una Madonna e da San Giovanni, mentre la parte esterna è suddiviso in 6 quadri che rappresentano la passione di Gesù. Nella parte, diciamo, nella seconda arcata
vi è Santa Caterina. Questa scultura è stata restaurata nel 1983, dopo che è stata ritrovata la testa nel campanile qui a fianco alla chiesa del convento. Nella parte invece destra della chiesa del Crocifisso vi è un bel affresco, probabilmente il seicentesco, raffigurante la Madonna con le anime del Purgatorio. All'interno, vicino all'ingresso della chiesa, possiamo notare il vecchio ossuario che è stato sostituito con uno più recente che si trova proprio all'ingresso della chiesa del convento. Nel 2004 è stata riconsacrata dopo anni di lavori di restauro da Monsignor Ignazio Zambito. Veramente tanto da vedere, noi l'abbiamo scoperto con le immagini. Di luoghi belli a Sinagra ce ne sono sicuramente tanti. Cornice per esempio di importanti eventi è il Palazzo Salleo. Il Palazzo Salleo appunto è separato da una scalinata dalla chiesa del convento. È stato realizzato all'inizio del 600 con rimaneggiamenti del 1800 e 1900. All'interno hanno vissuto la propria vita consuetudinaria grandi imprenditori agricoli, intellettuali, ecclesiasti, artisti e patrioti che facevano parte di una nobile famiglia siciliana, ovvero i Salleo. Capostipite dei Salleo che fece commissionare l'opera è il barone di San Filippo. È stato più volte restaurato, recentemente è stato acquistato dal comune di Sinagra, dove nella parte più bella, la sala assestante al palazzo, è soggetta a numerosi incontri, mostre di pittura, convegni e presentazioni di libri. Bene, grazie Assessore, la sua è stata una descrizione veramente dettagliata, condita da un pizzico d'emozione perché è giusto che ci stia anche quella. Davanti alle telecamere non è mai facile, insomma, essere sempre perfetti. Va bene, i dintorni li abbiamo visti, ne vedremo ancora di altri, ma adesso l'altra parolina che forma il nostro programma è musica, e allora musica.
sono il maestro Mancuso e ho il piacere di dirigere la banda Bellini di questo meraviglioso comune che è Sinagra. Un gruppetto sparuto della nostra banda oggi ci ha onorato e allietato con delle musiche molto piacevoli. L'ultima che avete appena ascoltato è Musica sull'acqua di Handel. Il nostro è un piccolo paese, ma così come per una chiesa è importante avere il campanile, non ci può essere un paese senza la banda musicale. Io mi onoro di dirigerla da diversi anni e mi auguro di trasmettere la gioia che io provo nel fare musica a questi meravigliosi ragazzi e auguro loro un futuro pieno di soddisfazione. Sala ricevimenti Tempio di Giove. Il banchetto delle tue nozze è organizzato in un luogo ideale e raffinato affinché diventi un matrimonio da sogno. At the end of a rainbow, you'll find a pot of gold. Ampi locali, rinomata cucina, dove eleganza e professionalità sono al tuo servizio per un giorno unico e irripetibile. L'incantevole giardino, curato in ogni particolare, fa da cornice a una suggestiva cascata, divenendo uno scenario naturale per le tue foto. Tempio di Giove, via Catania 6, Mongiove di Patti, Messina. Telefono 0941 31 76 30. Max Bici, negozio specializzato vendita bici e accessori, assistenza specializzata a biciclette, grande esposizione e officina. Max Bici, a Barcellona Pozzo di Gotto e Messina. Online maxbici.it. Grazie maestro per le belle parole, ma soprattutto per le note che i musicanti, una rappresentanza di musicanti della banda di Sinagra ha regalato alla nostra trasmissione. Adesso, in compagnia della dottoressa Vincenza Mola, presidente della Proloco, ci troviamo in una parte veramente interessante del paese di Sinagra, dove possiamo vedere i ruderi di un castello importante, del quale rimane bellissima da ammirare la torre dell'orologio. Abbiamo detto all'apertura del programma che Sinagra viene denominata Perla dei Nebrodi. Perché? Proprio è denominata la Perla dei Nebrodi per la posizione in cui si trova Sinagra, immersa nel verde, proprio come una conchiglia dove all'interno c'è questo paese. Come avete ben visto, il paese è molto verde e i turisti quando arrivano a Sinagra rimangono soddisfatti, proprio sono affascinati da questo nostro paese. Infatti dicono tutti: è un presepe, siamo in Trentino, siamo nella Svizzera. Invece siamo in Sicilia e siamo a Sinagra. E siamo a Sinagra, infatti. Lo ricordiamo sempre. Siamo a Sinagra e noi amiamo proprio il nostro comune e vogliamo che anche gli altri ammirano il nostro territorio, perché chi non ama il proprio territorio non può, e non conosce, non può far conoscere agli altri quello che ha. Noi abbiamo tantissimi beni, sia materiali che immateriali, nel territorio. Come avete già visto, stamattina abbiamo visitato alcuni luoghi, certo, ma ce ne sono tanti altri, molti altri. Abbiamo la grotta del Beato Diego, il trittico del Gaggini con la chiesa madre, le piccole viuzze, i forni, gli antichi forni dove una volta si faceva il pane nelle case. E quindi è davvero un presepe, allora? È un presepe, ma soprattutto è un comune fiorito. Infatti siamo stati i primi della regione Sicilia a far parte del comune fiorito. Siamo giunti già alla 6ª edizione a far parte del Comune Fiorito e adesso se ne sono aggiunti tanti altri. Infatti, se avete visto, abbiamo tanti luoghi, cioè c'è molto verde e fiori nel territorio. Guardi, noi sicuramente, per noi amanti del verde, questa gita, diciamo così, a Sinagra è stata veramente un toccasana. E adesso la cosa che sono contento di presentare, perché è una perla anche questa, perché non succede sempre, anzi sempre più raramente, quello di incontrare per le vie di un paese il cantastorie. E qui a Sinagra hanno anche il cantastorie, Melo Ballato, che ci regalerà delle frasi meravigliose. Io ringrazio naturalmente la dottoressa. Musica, Melo Ballate, il cantastorie.
castello sul monte, lo sente come un saracino, e da lontano le tramonti, un nero verde di acqua marina, ha buttato beato te, con l'acqua santa del Signore, un neve mio marsico, ci ha tutto la fatta passare, tutti a sto cuore me lo io. Che bello mio paese, facciamo le rose, è grande quanto può, quando una rasta le base le cose. E ville orte e giardini, ricche e frumoso suo sporgente, dall'acqua viva dello fiume, come d'occhi trasparente, che a primavera santo io, giurisci come sovastu, a sera Pasqua è una poesia, forse canzone mascolina, braccetta a te per bruzza mia. Che bello mio paese, che diavolo che fai, è grande quanto può, quanto una rasta che passa il cuore. E scuro l'acqua da montagna, gira la ruota e lo frumento, ma da pronto e forno a legna, pane bruciante, ma che fraianza, l'8 di maggio è festa grande, e viva lo santo patrono, danna salute per 100 anni, Anna Tarassa e vino buono, anzi da conto ogni fume. Che bello mio paese, facciamo le rose, è grande quanto può, quando una rasta del pasero. Che bello stare qua, lontano da città, da scappatine curreba, domani come da vivacità. La vita è chi sta qua, ma chi sta pure là, schizza sulle te.
sposata un po', tutto bene. Tra poco vi faremo vedere online anche by Marco e Paolo Bagnasco. A dopo. Swimming my bed with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, telling me softly with his song. Adesso andiamo al mambo, non ci fermiamo. Eccoci qui per la parte finale, per i saluti. Visto quanti siamo? Qui, insomma, poi l'ambiente è buono, una chiacchiera tira l'altra e ci siamo divertiti davvero in questo appuntamento. Avete visto dove vi abbiamo portato? Io ve lo ricordo, Sinagra, e vi garantisco anche che vi abbiamo fatto vedere poco. Quindi c'è davvero tantissimo, tantissimo da scoprire qui a Sinagra. Poi, per chi ama la natura come me e come Anna, il verde incontaminato, il rumore dell'acqua che scorre nel fiume, veramente, veramente straordinario. Quindi vi invito, prendete nota, è Sinagra con tutte le sue bellezze. Chiudiamo come facciamo sempre, Sindaco, con le domande che i nostri telespettatori puntualmente appunteranno nel loro diario nel diario degli appunti di Musica e dintorni, perché alla fine stiamo compilando insieme un libro. E quindi partiamo da quella che svelerà il nome in dialetto del paese di Sinagra. Il nome in dialetto di Sinagra è Sinaria. Sinaria, bene, quindi segnato. E cosa non può, anzi, non assaggiare il turista che viene a Sinagra? I piatti da assaggiare sono sicuramente tanti, e allora partiamo da un primo, che sono i maccheroni alla sinagrese con lo sugo del maialino dei Nebrodi, il suino nero dei Nebrodi, il cosciotto di suino nero dei Nebrodi, e non può mancare il dolce, che sono le 3 nocciole, quindi nocciole caramellate con cioccolato fondente sopra. Che meraviglia! E per concludere invece il proverbio, la frase, un detto tipico del posto. Uno dei tanti detti che io ho scelto per questa puntata è: alleggio come bavaluci, ci perdi tempo ma poi ti ne compiaci. Che significa? Ci vuole tanto sacrificio ma poi i risultati arrivano. Assolutamente sì. Io ringrazio chi è stato con noi oggi in questo viaggio, e quindi l'assessore dottor Alberto Musca e poi la dottoressa Vincenza Mola. Abbiamo anche qui con noi per i saluti finali il vice sindaco Salvatore Gaudio, e poi abbiamo anche il professore Mancuso, che ringrazio per la sua collaborazione musicale. Abbiamo ascoltato i bambini, i piccoli musicanti della banda musicale. Anna, ricordiamo ai nostri telespettatori che possono rivedere tutte le puntate. Sì, sul nostro sito www.musichedintorni.eu. Mi raccomando, dove ci saranno anche le foto, il sito completo. Quindi non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Decor Casa Caliri. Veste la tua casa. A Barcellona Pozzo di Gotto. Shop online decorcasa.eu. Macelleria La Favorita dei fratelli Pugliafico. Dal 1997 le carni più fresche e i preparati per tutti i gusti. Macelleria La Favorita dei fratelli Pugliafico, in via Statale Oreto a Barcellona Pozzo di Gotto.